Nonostante la frenata delle ultime 48 ore che ha portato il presidente USA Trump a ridurre l'imposta dal 200 al 15%, il rischio dazi annunciato dagli Stati Uniti verso l'Unione Europea continua a spaventare. Ancora non c'è una data certa di partenza, probabilmente il 2 aprile, ma ciò che è certo è che in caso di conferma una delle regioni italiane che soffrirebbero di più è proprio la Sardegna. Anzi, un report dell'ufficio studi della CGIA, Confederazione Generale Italiana Artigiani, segnala l'isola come la regione più danneggiata. A farne le spese soprattutto il comparto agroalimentare, a partire dal pecorino romano, una condizione che preoccupa con forza gli imprenditori del Nuorese, in cui l'economia è maggiormente legata al comparto, come segnala la Camera di Commercio. I rischi sono importanti perché l'applicazione di dazi evidentemente è un meccanismo che frena l'economia, la frena per i nostri produttori. Dicevamo il pecorino romano, ma ci sono anche i vini, ci sono altre produzioni di nicchia che sono destinate al mercato americano, che attraverso questi dazi e che sono fortemente indirizzati verso la Germania e l'Italia, per essere chiari, perché i dazi non sono esclusivamente europei, o meglio, i dazi europei sono fortemente indirizzati verso di noi e quindi rischieremo di avere una contrazione significativa di queste vendite che per noi sono fondamentali, anche perché la nostra è una regione che ha bisogno di esportare ed è una delle modalità attraverso le quali possiamo crescere, perché il mercato interno, come sappiamo, è molto limitato. E gli effetti dei dazi, seppur al momento solo annunciati, stanno già facendosi sentire. I primi effetti li stiamo già vedendo adesso, c'è un rallentamento degli ordinativi proprio perché non si sa neanche quando partiranno i dazi e quindi purtroppo stiamo già subendo dei primi danni. Ora l'importante è riuscire a capire quando arriverà e se arriverà, perché con questo poi si attivano le attività, le reazioni per far fronte a queste difficoltà e anche per la ricerca di nuovi mercati.